Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su Social. Oggi parliamo di libri e lo facciamo in compagnia di Giovanni Firino. Ciao, buonasera. Ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Allora, Giovanni Firino è uscito da un po' di tempo, insomma, diciamo da recentemente, con il suo nuovo romanzo e lo facciamo vedere dal titolo Fuori dalla finestra l'oscurità. Eccolo qua, inquadrato. Edito da Tafros. Allora, dicevamo il nuovo romanzo, anche perché arriva dopo pochi anni dall'ultimo che abbiamo anche presentato assieme. Cosa è scattato per far nascere e raccontare questa nuova storia? Allora, da cosa è nata? La voglia di scrivere che ho da ragazzo si perpetua, insomma, si perpetua e quindi tu pensa, faccio un breve inciso, che ho già in mente la trama, la storia del prossimo libro, quindi ce li ho Ah, già, ecco. ce li ho già in mente. Neanche Quindi il tempo di godersi il romanzo che già fatti il prossimo. Bravo. E quindi questo, il tema, come mi capita per ogni libro, è diverso. Ad ogni libro c'è un tema diverso. Quando si parla del mondo dei matti, quando si parla della degenerazione di un componente delle forze dell'ordine. Questa volta mi ha entusiasmato da molto tempo il raccontare le vicissitudini che si evolvono nel tempo degli emigrati sardi, in questo caso, negli Stati Uniti nei primi anni 50 e poi si evolve, ripeto, in un arco di tempo di 30 anni fino a ricondursi abbastanza vicino ai nostri giorni, con tutta una serie di vicissitudini, di storie un po' cruente, un po' sentimentali, un po' di tutto, come deve essere secondo me un buon libro, deve ampliarsi come dire, il canovaccio. Allora, tu un po' l'hai anticipato, ovviamente l'obiettivo non è quello di spoilerare e quindi raccontare la trama, perché anzi l'invito è quello di comprarlo e di leggervi il romanzo. Un romanzo che si fa leggere in maniera molto molto appassionante, proprio per il discorso che dicevamo, perché ha una serie di incastri e di canovacci che rimandano, diciamo, che sposano sia la parte narrativa che la parte temporale. Mi spiego meglio. I due protagonisti, Lia ed Antonio, li troviamo, diciamo, negli anni 50. A me ha colpito in tutta la storia l'idea che tu abbia inserito dei nomi, a parte Cagliari, ma di città sarde che io non ho mai sentito, cioè fondamentalmente sono riferite magari a posti reali chiamati diversamente. Sì, in effetti è così, è un vezzo, oppure qualcuno potrebbe dire una necessità, per non, come dire, personalizzare o individuare in maniera molto precisa un determinato paese. Io ho preferito far capire che il paese d'origine dei due protagonisti, che è lo stesso per ambedue, è un paese del centro Sardegna, questo si è capito, del centro Sardegna. Ho dato un nome di fantasia, Baruè, potevo dire, dico per Orotelli, Ottana, potrei dire, però siccome è una, come dire, è un'ambientazione che si rifà un po' a tutto come dire, quell'ambito territoriale, allora ho detto, beh, pizzichiamo un po' dall'uno, un po' dall'altro, anche perché si assomigliano anche territorialmente questi paesi, e quindi ho dato un nome di fantasia che nella fattispecie è Baruele. Poi naturalmente il capoluogo rimane Cagliari, Roma rimane Roma, quelli grossi, New York rimane C'è New York. Aristani, che così potrebbe essere Oristano. Ecco, infatti anche quello. Aristani, mi pare, se non ricordo male, correggimi, che fosse il nome d'origine di Oristano. Aristani, mi pare che... Aristanis. Stanis con la S finale, giusto. Però al di là dell'aspetto semantico dei nomi che tu hai dato per quanto riguarda il locale della Sardegna, hai colto una fotografia non solo temporale, ma anche, diciamo così, locale, no? Cioè, hai descritto una situazione
all'interno delle famiglie, su come funzionava un fidanzamento, su come funzionavano le dinamiche, come si costruivano le famiglie, e a maggior ragione famiglie che arrivavano da estrazioni diverse, che la vita li ha portati poi in situazioni diverse e in posti diversi. E anche questo non è facile portare oggi, 2025, come si pensava nel 50. Allora, faccio una brevissima premessa. Io sono chi mi conosce lo sa benissimo, sono proprio un appassionato degli anni 50, un appassionato nel mio piccolo, uno studioso di quegli anni. Secondo me, dal dopoguerra a metà degli anni 60, diciamo che c'è un quindicennio, un ventennio quasi benedetto, perché c'è stata una riscoperta, un perpetuarsi di vecchi valori, perpetuarsi come dire, di certezze fondamentali nella nostra vita, che in quegli anni erano molto, molto sentite, molto accentuate. Aggiungo che io non sono un ragazzino, quindi ho un po' vissuto quella realtà, perché io sono nativo di Cagliari, però sono originario sempre di un paese del centro Sardegna. I miei parenti sono tutti in quella cerchia, Sant'Lussurgiu, Sorradile, Paulilatino, quindi la zona è quella. Quindi mi è stato tramandato dai parenti, un po', ripeto, da bambino li ho vissuti anch'io certe situazioni, per cui aggiungiamo, ripeto, la passione che ho per quegli anni, mi è venuto, non dico facile, però è abbastanza scorrevole, come dire, rifarmi a quell'humus, a quegli ambienti, a quelle persone che popolavano quegli ambienti, che vivevano in quegli ambienti, quindi tradizioni, fidanzamenti, riti funebri, che si sono perpetuate, ripeto, non solo negli anni 50, ma ti dirò, guarda, sono perpetuate fino agli anni 80-90, ma anche più in là. Lì si è un po' cristallizzata la situazione per certi aspetti. Quindi mi è venuto abbastanza, non dico semplice, però scorrevole. Naturale. Dimmi, scusa Fabrizio. Dicevo naturale, non semplice, ma naturale. Esatto. Senti, Giovanni, anche per quanto riguarda la storia che si dipana lungo tutto il romanzo, a me piacerebbe sottolineare anche il discorso del tema migrazione per lavoro, ovviamente. Andare in America, il protagonista a un certo punto, voi per necessità, voi per volontà, voi per ambizione anche, migliorare la propria condizione sociale ed economica, decide di partire in America, e poi anche lì è un'altra storia nella storia, però rapportata anche ai giorni oggi, dove ci sono il tema migrazione, il tema della condivisione, dell'integrazione, cioè credo che sia attuale, cioè l'idea di spostarci da un posto a un altro per cercare di stare meglio. Ecco, tu che dici sono appassionato, ho letto, come paragonare la migrazione di ieri con quella di oggi e perché riportarla nel romanzo? Allora, come si dipana la storia era, come dire, vi era la necessità di farla partire da quegli anni, quindi primi anni 50. Ci sono delle cose che come dire, assimilano anche ai nostri giorni, cioè tu hai parlato giustamente della necessità. In quegli anni era molto sentita, perché la Sardegna in quegli anni cosa offriva? Offriva quasi nulla, lavoro agricolo, le miniere che andavano sempre più scemando come utilizzo, quindi in quegli anni c'erano poche alternative, o ti davi alla coltivazione della terra o alla pastorizia, oppure l'immigrazione, oppure più in piccolo, se non in America, l'emigrazione però riguardava i paesi europei, il Belgio, o ancora riducendosi i paesi le città del nord Italia con le sorgenti fabbriche automobilistiche o metalmeccaniche, che dir si voglia. Quindi vi era questa necessità che, ripetiamo, ai nostri giorni in forme diverse sicuramente, anche come raggiungere i posti,
prima c'erano i famosi transatlantici, poi pian piano si è sostituita con i viaggi aerei, eccetera, però per arrivare alle difficoltà, prima erano molto più accentuate le difficoltà, dove abbiamo visto dei film che conosciamo con Al Pacino, con Il Padrino, eccetera. Oggi le necessità sono diverse perché i tempi sono cambiati, però nel fondo c'è sempre quella, cioè rifarsi ambire a una nuova esistenza, guadagnare del denaro, farsi raggiungere dalla famiglia. Prima c'era anche questo pericolo che in molti casi i primi emigranti si sono fatti raggiungere dalla famiglia, in altri casi, anche questa è storia conosciuta, in altri casi poi la famiglia d'origine è stata quasi, anzi diciamo, dimenticata perché si sono formati un'altra famiglia. Nuovi nuclei, certo. Con dispiaceri e situazioni poco commendevoli, però capitava anche quello. Un altro elemento importante è anche la emancipazione femminile all'interno di questo romanzo, perché Lia, che poi di fatto è la coprotagonista insieme ad Antonio, ha sempre il desiderio sì di stare con Antonio, ovviamente, perché quello è il filo comune che unisce tutto il romanzo, però fra le tante tanti rivoli del romanzo c'è il discorso legato che Lia comunque lavora, poi che lavori prestando servizio da una signora piuttosto che da un'altra, eccetera, eccetera, però c'è anche il desiderio di essere autonoma e indipendente, quasi come se ad anticipare quello che poi di fatto anche oggi ne parliamo, cioè il diritto di avere tutti la propria vita, di poter avere le proprie soddisfazioni e di poter lavorare. Ripeto, e siamo negli anni 50. Sì, c'era questa ambizione. Al fondo, penso che si possa dire, al fondo c'era l'ambizione di questa ragazzina, poi divenuta giovane, poi donna matura, di migliorarsi anche culturalmente. In quei tempi in cui c'era un tasso purtroppo diciamo pure di ignoranza, poverini, per tanti motivi, per necessità economiche, lei aveva questa ambizione di diventare maestra elementare, tant'è vero che qualcuno la appellava col nomignolo dialettale di maestredda, perché quasi con invidia, perché lei aveva questa ambizione. Poi necessità economiche ed altro, difficoltà oggettive, l'hanno portata, come hai accennato tu, andare a servizio, poi si è, come dire, ha iniziato la storia con Antonio, che poi non si è dipanata come voleva lei, perché lui è emigrato e sono sorte numerose difficoltà. Poi ha avuto la fortuna di incontrare una persona, un vecchio amico comune con Antonio, e questi che lavorava in un grosso centro commerciale, non lo diciamo neanche, un grosso centro commerciale del Cagliaritano, l'ha introdotta in questo ambiente e lei si è naturalmente evoluta, perché lei aveva un'innata intelligenza, un'innata ambizione, un'innata voglia di ergersi un pochino dalla vita un po' così troppo comune che aveva vissuto fino allora, e pian piano si è evoluta, si è migliorata culturalmente, e con nuovi traguardi, con nuove prospettive di vita che hanno segnato la sua esistenza nel corso degli anni. Senti Giovanni, per te questo è l'8º romanzo, Sì. perché 7 sono già stati pubblicati. Ecco, quanto tempo mediamente ci impieghi per scrivere, anche per ragionare e mettere su computer e poi su carta quello che è il plot, la trama del romanzo, inserendoci poi i protagonisti, i dialoghi, i colpi di scena, perché insomma è un bel lavoro. È un lavoro, non lo nascondo, abbastanza faticoso, però piacevole per chi ha la passione, almeno per me è piacevole. Il tempo per scriverlo, almeno per scriverlo, come prime stesure, è più o meno intorno a 1 anno e mezzo, 2 anni, non meno. Poi ci sono delle situazioni che vanno riviste, rivisitate, i dialoghi, ecco.
io quando scrivo i miei libri, l'abbiamo detto anche per il precedente libro, è come se mi scorressi un film davanti. Cioè io, una volta che inizio, che io ho l'input, che forse è la parte più complicata, cioè devo iniziare perché dico, devo un po' conquistare il lettore, quindi la parte iniziale è la parte più elaborata, così. Una volta che inizio, diciamo primo capitolo, primi 2 capitoli, poi mi viene spontaneo. L'evoluzione è quasi, ripeto, mi scorre come un film. Io continuo a scrivere, mi vengono le idee, i dialoghi. I miei sono tutti libri molto dialogici, tutti, dal primo all'ultimo. E quindi i dialoghi mi vengono spontanei, perché io i protagonisti, quando incomincio a descriverli, nel nostro caso Antonio, cos'è? Un ragazzo giovane, un po' incolto, sempliciotto, con qualche ideale. Allora io mi raffiguro la persona. Qualche volta l'associo anche delle persone che ho conosciuto, quindi può essere. E quindi quando io gli faccio esprimere dei pensieri, dei desideri, secondo me, non vorrei apparire presuntuoso, mi viene, come dire, abbastanza naturale. Dico, lui è un tipo del genere e che non può esprimersi magari con un parlare forbito, molto elaborato, quindi si esprime così. Di questi soggetti, ripeto, anche per frequentazioni giovanili o per racconti, ne ho conosciuti diversi e più o meno rispecchiano quelle, non dico tutti, per carità, però rispecchiano quel prototipo di ragazzo. Altrettanto dicasi per Lia e per gli altri protagonisti. Cerco di modellarli secondo le mie idee, poi magari, per carità, posso anche errare nella descrizione di qualcuno, però mi sforzo di E delinearne una figura come potrebbe essere nella realtà. l'inizio di un libro mi viene in mente come gli inizi dei temi che ci davano a scuola, che è sempre il blog, ma anche quando si inizia un articolo giornalistico a scrivere, no? Hai sempre, dici come devo iniziare, hai sempre questo blocco iniziale, poi una volta che hai in mente come iniziare, poi come dici tu, arriva Scorre. tutto come un fiume. È vero, Dicevamo è vero. ottavo romanzo, oltre i 7 già pubblicati, uno che è già in mente, che sta il nono, che è in fieri, come dicono i latini, no? Che ce l'hai già in mente e deve essere semplicemente messo su carta. È chiaro che sono tutti figli tuoi e quindi non è che fai una classifica, però l'ultimo, fuori dalla finestra all'oscurità, come lo collocheresti a livello di, potremmo dire, di passione, a livello di pathos che ci hai messo nello scriverlo? Guarda, come passione, torno a dire, mi appassionano tutti. Questo è fra quelli che mi ha appassionato di più perché descrivo un'epoca storica, un'ambientazione che a me appassionano particolarmente. Ripeto, il mondo del dopoguerra, degli anni 50, quindi la parte iniziale, è un mondo che mi appassiona. Io ho scritto anche altri libri ambientati in quel periodo storico. La stagione del fango, cito un titolo, la stagione del fango è ambientata proprio il fango come dire, che copriva la Sardegna e Cagliari in particolare nell'immediato dopoguerra, 45-46. Questo più o meno l'epoca è quella, con un'ambientazione che concerne, ripeto, la Sardegna, l'isola, la nostra isola, in quel particolare settore, in quel particolare territorio, al centro della Sardegna, e poi la storia dell'immigrazione. Io leggo moltissimo, quindi la storia dell'immigrazione italiana, sarda in particolare, soprattutto in quegli anni, mi ha sempre appassionato. Quindi ho preso spunto e mi è stata di grande supporto questa passione per quegli ambienti, per quegli anni. Quindi devo dire, mi ha appassionato molto. Poi mi sono spostato 30 anni dopo e pian piano mi sono compenetrato anche in prospettive che riguardavano gli anni a venire dopo gli anni 50. Siamo in chiusura, ricordo ancora una volta il libro, il romanzo di Giovanni Firinu, Fuori dalla finestra all'oscurità, edizioni Teflos, e chiudo con l'ultima domanda. Chi volesse acquistare il romanzo, dove lo può trovare, come può fare? Allora, il romanzo
tu sei nel mondo, come dire, giornalistico e librario in generale. Non è semplicissima la distribuzione, tu lo sai. A me, alla casa editrice, distribuisce Fozzi, che tra l'altro è mio amico. Io mi sono permesso, penso che si possa dire, mi sono permesso, al di là della distribuzione che hanno loro capillare, così mi hanno detto, mi sono permesso di suggerire una trentina di punti vendita, librerie, che a me sono particolarmente care, nel senso che le conosco, sono conosciuto un pochino, ecco, per cui mi sono permesso di suggerire 30 nominativi. Ecco, e questi mi hanno detto da Fozzi, dice allora facciamo così. Prima di tutto, come dire, distribuiamo in questi siti che ci hai detto tu, e poi anche negli altri. Spero lo abbiano fatto capillarmente. Poi per la vendita, tu sai altrettanto bene come fanno queste cose. Ecco, si vende al di là delle librerie, dei punti vendita, sono le presentazioni. Qua potremmo fare un'altra trasmissione sulle presentazioni. Sarà sicuramente tema di dibattito. Non è una cosa semplice fare, perché uno dice faccio le presentazioni. No, tu a meno che non scendo in polemiche, non abbia quei 3-4 nomi conosciuti in Sardegna, non è facile. Librai che ti dicono prima lo devo leggere per capire se può interessare i miei lettori. Questa è una delle risposte. Questa è una delle risposte. Anche cercare dei siti, non devo citarlo perché non devo fare né nomi né cognomi, una località abbastanza importante della Sardegna. Ho provato dice prova tu da questa associazione, prova da quest'altro. Ho ricevuto una serie di no, che io dico ma accidenti, perdonate l'espressione. È vero che io mi espongo poco, caratterialmente sono schivo e faccio male perché dovrei espormi di più. Però voglio dire, ho pubblicato 8 libri. Qualche premio internazionale. Cioè voglio dire, non è che sia uno scappato di casa, si mette e scrive un libro. Voglio dire, quindi le associazioni culturali mi conoscono. Però torno a dire, ma guarda, ce li ho sulla punta della lingua, ma non li dico. Alcuni autori vanno a prescindere, altri invece devono lottare per trovare il loro spazietto, anche per le presentazioni, che non è una cosa, ripeto, semplice. Però qui abbiamo fatto una riflessione poco polemica, ma ci sta anche No, ti dico la verità, sarà un tema da trattare perché credo che sia una delle questioni importanti sul discorso editoria e cultura in giro, lo devo dire in giro per l'Italia, non solo per la Sardegna, perché è un tema molto comune in tutte le regioni d'Italia. Certo. Allora, io ti ringrazio, ancora una volta ricordo Giovanni Firinu, il romanzo dal titolo Fuori dalla finestra all'oscurità, compratelo, leggetelo perché merita assolutamente. E come si dice, in bocca al lupo ovviamente. Grazie Fabrizio, io ti ringrazio tantissimo per la tua ospitalità squisita e per la tua bravura. Io ti ammiro da sempre, lo sai. E ringrazio i nostri ascoltatori che vorranno seguirci anche in seguito. Vi ringrazio tanto. Assolutamente, grazie a tutti voi che ci avete seguito come sempre. Ci vediamo al prossimo appuntamento, Effetto Serra, il talk show sul social. Ciao a tutti. Arrivederci.